Buongiorno, oggi facciamo i cannoli siciliani. Per fare i cannoli siciliani abbiamo bisogno di fare prima la scorza dei cannoli o la cialda, come si vuol dire. E gli ingredienti per fare le scorze io ho messo già nella planetaria, però si può fare benissimo a mano, io solo per comodità lo faccio qui. Si fa mezzo chilo di farina 00, poi ho messo 40 grammi di zucchero, 60 grammi di strutto, un pizzico di cacao, un pizzico di sale e adesso andremo a mettere 120 grammi di vino rosso e 20 grammi di aceto e per infine mettiamo un uovo nell'impasto. Adesso procediamo facendo girare le polveri con lo strutto. Ovviamente questo non è un impasto che si incorda perché rimane molto duro come impasto, quindi si compatta e non lo faremo andare per molto tempo. L'importante è che ha assorbito tutti gli elementi che abbiamo messo. Riguardo agli ingredienti, volevo dire che il cacao non è necessariamente obbligatorio, è facoltativo a chi piace la scorza un pochettino più scura. Ho messo anche un pizzico di cannella, a chi piace può mettere anche un pizzico di vaniglia, ma sono dei gusti diciamo personali che non sono obbligatori. Adesso noi continueremo qui nella spianatoia. Lo mettiamo in frigorifero per un 30 minuti e quindi ora ci dedichiamo un po' alla ricotta che abbiamo già messo a sgocciolare da ieri sera. Ecco qua la ricotta che rilascia sempre un po' di siero. Tutto quello che rilascia bisogna ovviamente buttarlo via per renderla più soffice. Deve diventare una crema. Su mezzo chilo di ricotta noi andiamo a mettere circa un 35% di zucchero semolato e lo mischiamo insieme e poi lo facciamo riposare ancora in frigorifero. Quindi aggiungiamo 170 grammi di zucchero semolato. Facciamo compattare bene lo zucchero con la ricotta e poi andiamo ad aggiungere dopo le gocce di cioccolato. Abbiamo ripreso l'impasto dal frigorifero, sempre per comodità tiriamo la pasta con la macchina per la pasta che ci darà uno spessore abbastanza ottimale.
però si può fare anche col mattarello questo lavoro. Gradatamente andiamo usando uno spessore sempre più stretto, considerando che dobbiamo arrivare a uno spessore tra 1,5 mm a un massimo di 2 mm. Quindi secondo la mia macchinetta io arriverò alla penultima tacchetta per avere proprio quello spessore là. Quindi al limite si può tagliare l'impasto in due parti, se non diventa troppo lungo, e vediamo un poco. Esatto, questo è proprio quello spessore esatto, ideale proprio. Adesso io userò l'attrezzo perché ce l'ho, però si può comprare su internet comunque, o si può usare un coppapasta e poi allargandolo un po', rendendolo un po' di forma romboidale, oppure si può fare anche un quadrato e poi chiudere le due parti più strette. Va bene. Quindi per spennellare si spennellano solo le punte, vedi? In modo che quando lo andiamo a piegare si uniscono e si impiccicano bene. Ok, perfetto. Adesso facciamo il primo e abbiamo, si può dare anche una leggerissima marcatina, ok, e questo è il primo, vedi? Il primo cannolo è fatto. Anche così.
Va bene, abbiamo raggiunto una temperatura di 170-175 gradi. Allora, sempre prima appoggiati leggermente, che si fanno le bolle sotto, e poi le appoggiamo, perché quello loro si girano, quindi così di sotto già si sono fatte le bolle. Abbiamo finito di friggere e volevo farvi vedere il momento dell'estrazione. Queste cannette sono fatte in un modo che le stringi e le puoi sfilare più facilmente, sempre facendo attenzione perché sono molto friabili proprio. Ovviamente aspettate che si raffreddano. Le papole, le bolle. Ok. E così. Adesso ci andiamo a riprendere ora la ricotta e ne riempiamo qualcuno. Allora. Abbiamo ripreso la nostra ricotta, ci andiamo a mettere le gocce di cioccolato. Ovviamente non c'è una quantità precisa, è una cosa a piacimento, non devo mettere di più, di meno, ovviamente senza esagerare. Adesso vado a riempire la sacca a poche. Qua abbiamo i nostri cannoli. Adesso gli diamo un po' di zucchero a velo. E poi mettiamo la nostra frutta candita. Possiamo fare uno con la ciliegia, uno con la buccia d'arancio, oppure uno con la buccia d'arancio, così, e uno con le granelle di pistacchi, così. Bene? Oppure si può fare le ciliegie da tutte e due le parti, a chi piace più i frutti canditi, e la buccia d'arancio, quella candita, messa così.
Questi sono i cannoli siciliani. Ok. Arrivederci al prossimo video.